La cooperazione, se fatta in maniera seria e trasparente, può essere un modello di sviluppo economico e sociale del territorio. È il caso di 3 realtà della provincia di Treviso sorte sulle ceneri di aziende in stato di crisi, vere e proprie start-up cooperative, che hanno dato lavoro a persone in condizioni di svantaggio. Questo è stato possibile anche grazie a un bando regionale, Azioni integrate per la coesione territoriale, che a sua volta attingeva a fondi europei. L'assessore al lavoro e alla formazione della Regione Veneto, Elena Donazzan, ha visitato in un'intensa mattinata le 3 cooperative. La prima è il Pastificio Veneto, realizzato all'interno di una scuola di proprietà del comune di Montebelluna. Sì, questa è un'esperienza che la cooperativa Noi ha messo in cantiere nel 2013 per dare opportunità al territorio in un momento di crisi profonda. È un'iniziativa appunto che nasce con la collaborazione dell'amministrazione comunale di Montebelluna proprio per rispondere a quel momento storico molto serio e per dare un'opportunità al mondo femminile che era stato forse il più colpito in quel momento di chiusura delle manifatturiere della nostra iniziativa. Una cooperativa perché voleva essere anche un esempio come l'aggregazione fra più persone può dare vita a un progetto di crescita economica. Dietro c'era la cooperativa Noi che fortunatamente in quel momento aveva delle risorse da mettere in campo, non solo economiche ma anche di conoscenze e di esperienze, e insieme appunto con il mondo di Confo Cooperativa ha messo in piedi questa iniziativa lavorativa. Sfruttando poi anche un bando ICT della Regione Veneto che finanziava appunto lo start-up di nuove imprese. È stato possibile anche formare il personale? Sì, il progetto prevedeva appunto tutta la fase sia di sviluppo progettuale e poi anche la formazione delle persone. Sono state coinvolte circa una decina di donne che erano disoccupate allora, con un percorso di 6-7 mesi e poi circa la metà sono state assunte nel pastificio. Da Montebelluna ci siamo spostati ad Asolo, al calzaturificio Venetica. Qui sono impiegati 7 professionisti, la maggior parte esodati over 50, del settore della scarpa sportiva. In una formula particolare di Workers Buyout, i dipendenti hanno rilevato una piccola impresa artigianale, producendo scarpe tecniche col marchio Cima 12. Scarpe con suole 100% biodegradabili senza l'utilizzo di agenti chimici. Sì, assolutamente sì, abbiamo fatto un lavoro di ricerca sui materiali tenendo conto che l'impatto etico delle nostre scarpe deve essere anche sui materiali, quindi anche sull'ambiente, quindi ricerca di materiali biocompatibili, a basso impatto ambientale, il concetto del riutilizzo, il concetto del riuso e del recupero del materiale sono gli elementi fondanti della nostra ricerca materiali. Ecco, quali sono i vostri obiettivi? I nostri obiettivi sono sicuramente di consolidare e stabilizzare l'attività che, essendo una start-up partita da poco più di un anno, è ancora in una fase assolutamente iniziale. I tempi nel mondo della calzatura ovviamente sono molto lunghi, si lavora per stagioni con tempistiche molto dilatate, bisogna pensare a oggi quello che si andrà a fare e a consegnare da qua a 8-9 mesi, quindi questo implica anche un approccio mentale completamente diverso. Il nostro obiettivo è quello sicuramente di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, disagiate o con problematiche, quindi al di là di quello che può essere l'utile aziendale noi dobbiamo creare opportunità di lavoro, questo è il nostro primario obiettivo. Ultima tappa di questo tour alla scoperta delle realtà cooperative trevigiane è stato l'agriturismo Ca' Corniani, sulle splendide colline di Bonfumo, una fattoria, un vigneto, un progetto di inclusione sociale. Io credo che per presentare una cooperativa Ca' Corniani si debba in qualche modo tener conto la rete delle cooperative sociali castellane, che oggi in qualche modo occupano 1300 persone, fanno 55 milioni di euro di fatturato, e le cooperative sociali castellane hanno deciso di promuovere questa cooperativa, che da sola mai avrebbe potuto nascere perché ha un costo importantissimo in termini di investimenti. Chiaramente per noi, avendo già una cooperativa agricola a Castelfranco biologica che fa verdure, inventare, promuovere questo progetto ha voluto dire chiudere la filiera, il che vuol dire che se a Castelfranco facciamo
verdure e piccoli animali. Qui facciamo grandi animali, quindi vacche da carne, vacche da latte, pecore e capre, 400 meli, 60 olivi, 3 ettari di vigneto, e questo ci permette di praticamente offrire la gamma completa di prodotti biologici alla nostra clientela. La ditta Garmont ha messo a disposizione della cooperativa 10 biciclette a pedalata assistita che verranno messe a disposizione dei turisti per le escursioni sul Grappa. È straordinario vedere insieme economia e socialità, solidarietà con la tenuta però imprenditoriale. Perché forse in Veneto proprio questa è la ragione per cui si può anche avere una ricetta come quella della cooperazione, che è capace di riprendere aziende che hanno chiuso e rimetterle in gioco, lavoratori espulsi che trovano di nuovo occupazione, con una forte attenzione al territorio e alla sostenibilità, anche una sostenibilità ambientale riletta in chiave imprenditoriale. E a volte si sbaglia pensando che il modello della cooperazione appartenga magari ad altre regioni, invece in Veneto ci sono delle esperienze che partono da molto lontano. Negli ultimi 15 giorni io mi sono proprio occupata di questo, di cooperazione industriale, di cooperazione agricola in chiave sociale, di recupero di un'azienda come quella che abbiamo visitato oggi, che fa scarpe riusando il tessuto delle manichette di quelle dell'antincendio. Insomma, una grande genialità che è tipicamente veneta, perché qui c'è l'attività imprenditoriale unita a una forte solidarietà e sensibilità, che è anche forma di sensibilità legata alla nostra tradizione cattolica. E siamo in un posto in questo momento proprio che ci insegna come si possa fare anche promozione turistica. Io sono stupita da oggi, da questo luogo che è pur vicino a casa mia, che non conoscevo, e quindi domandiamoci quanti dei luoghi belli della nostra terra non conosciamo, di come è stato rivalorizzato tornando a impiantare vino, ovviamente prosecco biologico in questo caso, fatto da una cooperativa che si occupa anche di recupero di persone con difficoltà, e con una chiave turistica, perché oggi qui il progetto è veramente a 360 gradi. Allora chi ha visione, chi ha coraggio deve trovare anche le istituzioni al loro fianco sempre. Non resta che montare in sella alla bici, come ha simpaticamente fatto l'assessore Donazzan, e andare alla scoperta dei paesaggi offerti dal nostro territorio.